La magistratura britannica autorizza formalmente l'estradizione di Julian Assange negli Stati Uniti. Salvo un ricorso all'Alta Corte, il via libera finale spetta ora al Ministero dell'Interno, che dovrà decidere entro 28 giorni. Negli Stati Uniti Assange rischia una pesante condanna per aver diffuso documenti riservati su presunti crimini di guerra di Washington in Iraq e in Afghanistan. E Netflix, il colosso mondiale dello streaming, perde abbonati per la prima volta in